caso del Veneto, non è il caso delle scuole del Veneto, ma non è il caso delle scuole del Veneto perché c'è un contesto, e oggi lo riconosciamo anche ancora oggi in questo protocollo che stimola. Riusciamo a creare uno strumento dedicato, qui sono impegni che vengono assunti, con uno strumento dedicato significa poter essere al fianco di un mondo dell'artigianato, è il mondo del Veneto, è il Veneto probabilmente, ma il presidente Nardini, il presidente nazionale del Giovane della Confartigianato, che ci fa l'onore, il presidente regionale. E anche noi, quindi cosa fa la regione del Veneto con tutto questo? C'è una situazione molto varia, differenziata in ognuna di queste città nostre venete, che sono ognuna a sé, perché il Veneto quest'anno la regione anche con i suoi centri di formazione ha voluto partecipare a spese proprie, evidentemente, della patente. Sono prove fortemente pensate, ricche proprio di pensiero. Ebbene, recenti proprio grazie ad accordi, se vogliamo un lavoro intenso sviluppato con le associazioni di categoria, con i confidi e con le banche, che dovrebbero fare in modo che gli strumenti preesistenti, soprattutto quelli della riassicurazione del credito che vale 3-4 mila aziende, cerchiamo di mantenerli in modo, diceva la professoressa, per dire su questa. Il cambiamento dell'economia che non ci permette più di rimanere alla finestra a guardare ciò che in giro sta succedendo, quindi dobbiamo essere noi i primi a far capire che il mondo della scuola e il mondo del lavoro devono per forza entrare in sintonia. Una importantissima, che è quella che ha dichiarato la professoressa, che vengano iniziative come queste dove i giovani si impegnano in prima persona, insegnanti, cosa che fino a ieri nessuno diceva,